Bentornati su Real Napoli Football. Ragazzi, veniamo da una fantastica vittoria contro l'Argentina in rimonta. È stata una partita bellissima e andiamo nel frattempo a cercare l'avversario di questa puntata per cercare di continuare ad accumulare punti e magari riuscire a passare alla Divisione 2. Vediamo che cosa succede. Come sempre, se vi fa piacere supportarmi in questa scalata alla Divisione 2, alla Divisione 1 in generale, con solo i giocatori del Napoli, magari lasciate un like al video, iscrivetevi al canale, commentate per farmi sapere che ne pensate di quello che state per andare a vedere. Detto ciò, l'avversario è stato trovato dal sistema e sarà Napoli-Galatasaray per questa partita. Quindi affrontiamo la squadra del nostro amato Ciro Mertens. Hanno Icardi in campo, che tra l'altro fa proprio parte del Galatasaray. Cazzo, Lobotka. Giochiamo praticamente senza 2/3 di centrocampo. Ciao Ale, tutto bene? Tu come stai? Tutto a posto? Allora, giochiamo senza 2/3 di centrocampo, quindi metterò Caciuste sicuramente al posto di Lobo. Poi vediamo l'avversario. Difesa a 5, molto interessante. E io questa me la gioco dannatamente aggressiva. Tolgo Zammaghissà e metto Diego Maradona dall'inizio, trequartista. Scendo un po' Zielinski, sposto un po' più a destra Caciuste per coprire gli eventuali buchi di Diego. E proviamo ad andarcela a giocare in questo modo. La difesa va bene. Andiamo al match, ragazzi. Vediamo cosa succede contro questo Galatasaray. Ragazzi. Vediamo se riusciamo a infilare la terza vittoria di fila. Sarebbe davvero molto interessante. Ottime, direi. Si parte. Osimhen, palla per Caciuste che si gira dal lato di Giannino Di Lorenzo. Va Di Lorenzo, palla per Politano. Maradona, si gira Diego. Attenzione Diego, tiene palla. Attenzione Maradona, va da Osimhen, si gira Osi, anticipato qua da De Ligt. Prova a ripartire il Galatasaray. Attenzione, dobbiamo cercare di non sbilanciarci subito. Invece lo facciamo con Haaland che se ne va. Haaland, tiro. No, ma dai. Pempè. Quando prendo sti gol mi fa una rabbia, io, mamma mia. Osimhen, palla per Caciuste, allarga per Mario Rui, scende Rui, proviamo ad attaccare Rui, dribbling di Rui, va dentro da Zielinski che prende questa palla, si gira Zielinski che tira, palla fuori di poco. Abbiamo provato subito a spaventarli. Ragazzi, hanno fatto un gol abbastanza ridicolo, ma ci sta. Kobel, rilancia lungo, palla verso Rachmani che prova a toccare per Maradona che poggia ad Osimhen che non riesce a ridarla a Diego. Attacca il Galatasaray con Zielinski che prova a recuperare, Mario Rui in chiusura. Scende Rui, attenzione Rui, poggia Zielinski che va da Kvaratskhelia, si gira Kvaratskhelia, fermato senza fallo, dice l'arbitro. Rachmani perché è uscito, attenzione Di Marco, palla di Di Marco che cross e mezzo, Di Lorenzo ci mette il corpo, poi scende Politano, attenzione Politano dentro da Maradona, dietro ancora per Politano ancora, ma perché non aiuta Maradona? Vabbè. Attenzione Di Marco, chiude Di Lorenzo, Caciuste, bel recupero palla di Caciuste, scende Caciuste, attenzione Caciuste, poggia per Matteo Politano, dietro per Maradona, si gira Diego, ci siamo un poco imbriagati, Diego per Osimhen che prova a tirare, a colpire di testa, niente da fare. Di Marco ancora, Zielinski va subito dentro da Diego che si gira, Diego va dentro da Osimhen, si gira Osimhen, la parata. Mario Rui la mette giù, appoggia Nathan, palla per Zielinski che va da Caciuste, Zielinski, Rui, Kvaratskhelia vede l'ingresso di Caciuste ma decide di scendere, poggia dietro per Mario Rui che non riesce ad arrivare al cross. Prova a ripartire il Galatasaray con Di Marco, proviamo a chiudere con Caciuste, gran chiusura, Rachmani, Caciuste, Zielinski, palla per Maradona che scende, Maradona, dentro per Zielinski che spara, la parata di Kobel ancora. Ci facciamo vedere spesso ma non siamo molto incisivi.
Di Lorenzo deve andare a chiudere su Di Marco, Giannino Di Lorenzo in chiusura, Di Marco se lo beve ma Di Lorenzo recupera e poi la dà sulla corsa a Caciuste che va da Diego Maradona che fa correre Politano, se ne va Matteo Politano dentro, palla lenta però per Osimhen, meritava una palla migliore Osi lì, Kvaratskhelia recupera palla dentro per Zielinski che va da Diego Maradona, clarità dentro ad Osimhen che spara Kobel, parata di Kobel. Diciamo che stiamo abbastanza meritando di pareggiare. Rachmani andrà sul primo palo, palla verso Amir Rachmani che prova a spizzarla, la palla resta lì, non la colpisce nessuno, prova ad attaccare in contropiede il Galatasaray, prova a tornare Zielinski, attenzione Mario Rui, recupero su Haaland che cross in mezzo, Nathan la mette fuori, la palla resta lì di nuovo, non ci credo. Pepe, secondo gol uguale del Galatasaray, non ho parole. Rachmani se la mette comunque in porta da solo. Caciuste, Mario Rui, palla per Kvaratskhelia, prova a girarsi Kvara, dentro per Mario Rui che sbaglia lo stop, niente da fare. Nathan, proviamo ad andare a chiudere. Di Lorenzo recupera una gran palla Giannino, palla per Zielinski, appoggia per Mario Rui, dentro per Zielinski, palla lunga, attacca ancora il Galatasaray, attenzione Caciuste, tiro da lontanissimo di non so chi, fallo laterale per loro, attenzione Rachmani, guarda sfilare la palla. Calcio punizione per noi ragazzi, abbiamo preso 2 gol veramente assurdi. Rachmani, attenzione, palla per Osimhen che appoggia per Maradona che prova a girarsi, la perde Diego, Osimhen recupera palla e vede liberissimo Matteo Politano che prova a scendere, Politano, tenuto troppo palla qui, peccato. Nathan in chiusura, gran chiusura di Nathan, prova ad andare con un po' di ritardo da Kvaratskhelia che prova a girarsi, perde palla Kvaratskhelia, prova a ripartire ancora il Galatasaray con Pepe, Caciuste il recupero, Nathan, Mario Rui va da Kvaratskhelia che appoggia per Zielinski, si era fermato incredibilmente il difensore proprio lì, attenzione Zielinski, Caciuste, Icardi, palla dentro, Di Lorenzo, bello anticipo di Giannino Di Lorenzo che prova a scendere, prova a darla a Maradona, rimpallata dal difensore Di Lorenzo, recupera l'ennesimo pallone, Giannino Di Lorenzo prova a scendere, va dentro da Diego, la palla non passa, però Politano può penetrare in aria, ma che cazzo ho fatto ragazzi, e sto gestendo male certe palle avanti e si vede, palla dentro, attenzione il Galatasaray, prova ad attaccare ancora, Nathan recupera palla dentro per Zielinski, va da Osimhen che si gira molto male fino ad ora, doppietta di Pepe molto fortunata ma molto male per noi fino ad ora ragazzi, dobbiamo fare molto di più in attacco, molto di più. Si riparte secondo tempo, partito con Galatasaray prova ad attaccare, Nathan recupera palla, Caciuste, Politano non riesce ad andare subito da Diego, ancora Di Lorenzo a recuperare palla dentro per Politano, va da Diego Maradona, si gira Maradona, grandissimo Diego dentro per Zielinski che va da Matteo Politano, Politano dentro per Osimhen, non arriva sulla palla Osi, niente da fare qui, attenzione attaccano loro, Di Lorenzo recupero palla e va largo da Matteo Politano, fermato, fallo laterale per noi, ancora aspetta, frati rispondo dopo, Di Lorenzo, palla per Politano, Di Lorenzo, Caciuste, ancora Di Lorenzo, prova ad andare dentro da Victor, la palla non passa, palla dentro, Caciuste ha provato un anticipo incredibile, niente da fare, Di Lorenzo va in chiusura direttamente su Di Marco e fa bene perché la recupera e la dà Caciuste che prova a far correre Politano che è dentro per Piego Maradona, dietro Maradona va dentro da Osimhen, ancora errore in impostazione per Victor che non sta ricevendo delle buone palle, palla dentro, attenzione Mario Rui su Pepe
deve chiudere, non ci riesce, attenzione, cross in mezzo, la palla passa Di Marco e Di Lorenzo in chiusura, ancora Di Lorenzo, Meret, palla recuperata ancora da Kadioglu, attenzione, Cagiuste, Scholes, palla fuori, la palla resta lì, Meret la blocca. Meret, rilancio lungo verso Victor Osimhen che non riesce a spizzare Di Marco, attenzione palla per Haaland, arriva Rachmani che allarga per Politano, palla recuperata però dal difensore, attenzione Rachmani, attenzione Scholes da lontano, Meret, Mario Rui non riesce a recuperare palla su Kadioglu, attenzione, ancora Scholes, ancora un tiro e Cagiusta questa volta recupera palla con Kvaratskhelia che prova a far correre Osimhen, se ne va Victor, attenzione, si ferma Victor, palla per Kvaratskhelia, dentro per Mario Rui, si gira Rui, Diego Politano che tira, deviazione e calcio d'angolo. Sto ancora in divisione sesto per tutte le partite. Fra, non ti abbattere, è normale, se non giochi da tantissimo è normale. Intanto proviamo a fare qualcosa, ragazzi, perché la situazione è abbastanza critica, tolgo un po' Politano, metto un po' Raspadori vicino a Diego Maradona, vediamo se riusciamo a fare qualche scambio più stretto. Cagiusto è stanco, metto un po' metto un po' Dendoncker e vorrei togliere anche appunto Cagiuste, cioè Zielinski, metto un po' Nistro, il Ciolito no, Olivera sta bene, Maestro è stanco un pochino, lo mettiamo e va bene così per il momento. Attenzione, Rachmani prova Rachmani ad andare sul primo palo, Rachmani proverà a spizzarla, ci riesce ma la palla non finisce a nessun giocatore nostro. Attenzione, Lindstrom deve rincorrere qui, palla dentro, Olivera va a recuperare palla e poi Lindstrom allarga per Kvaratskhelia, Kvara dentro per Maradona che prende questa palla, Diego non riesce a tirare, attenzione, palla di Dendoncker per Kvaratskhelia, minchia che sfiga qua, ragazzi. Nathan prova ad andare in chiusura, grandissimo Nathan che prende palla e va dentro, invece no, però la resta lì Raspadori, Osimhen, palla per Raspadori che rientra Osimhen, accorcia Victor Osimhen, bello scambio con Raspa, proviamo ad andarlo a pareggiare, grande giocata di Nathan in uscita intanto. Attenzione, solito lancio lungo, Nathan non colpisce bene, tiro da lontano, Dendoncker, palla per Lindstrom, Kvaratskhelia va dentro da Osimhen, dentro per Diego Maradona, attenzione, palla dentro, va Griezmann, Nathan chiude e va da Dendoncker che allarga per Di Lorenzo che cerca Maradona, errore qui, o troppo frettolosi, Kvaratskhelia recupera una gran palla, Kvara si gira, Kvaratskhelia vede dentro Giacomino Raspadori, la palla non passa, mamma mia che cazzo è successo qua, non si sa. Rachmani, Dendoncker prova ad andare in chiusura, sporca questa palla, la recupera Di Lorenzo e poi va direttamente da Giacomino Raspadori che cerca dentro Lindstrom che la ridà Raspadori che può penetrare, Raspadori per Diego, la pareggia Diego Maradona, Raspadori ha spaccato la partita, Giacomino Raspadori spacca la partita e Diego pareggia. Ci provano ancora qui, Olivera a staccare con Dendoncker che la dà verso Maradona che fa correre a Raspadori che se ne va, Raspadori, attenzione, Raspadori si ferma, Raspadori l'alza per Osimhen, Kvaratskhelia 3-2, l'abbiamo ribaltata in un nulla, incredibile ragazzi, abbiamo ribaltata in un nulla ragazzi. Attenzione, attacca il Galatasaray, Nathan alza questa palla verso Osimhen, attenzione Lindstrom, palla per Kvaratskhelia che fa correre dentro Victor Osimhen che prova ad andarsene, Victor, arriva Raspadori e per poco non facciamo il quarto gol ragazzi, incredibile.
Rilancio lungo del Galatasaray, va a saltare Maradona che chiaramente non può mai avere la meglio. Qui attenzione, palla dentro, Çalhanoğlu, Batistuta e poi Nistrom che allarga per Kvaratskhelia, la palla bloccata da Kvara. Nistrom ancora palla per Kvaratskhelia, dentro per Osimhen, palla per Diego Maradona che allarga per Dendoncker che fa correre Raspadori perde palla a Giacomino Raspadori, brutta palla di riversa di Raspadori. Nathan Lindstrom, attenzione, Olivera, attenzione Batistuta dentro, Rachmani, calcio d'angolo per il Galatasaray. Calcio d'angolo per il Galatasaray, vai. Si vede che sta facendo fatica, sarà forse è morto, fatto buono. Potrebbe essere un crampo, Fabio, magari un leggero problema muscolare. Speriamo. Vabbè, volevo fare i cambi, è inutile. A quanto pare calcio d'angolo per il Gala, attenzione. Non possono permettersi nessun calo di tensione in questa situazione. Calcio d'angolo, attenzione Meret, la rimette in calcio d'angolo. Perché non l'ha bloccata Sant'Alex? Perché non l'ha bloccata Sant'Alex? È il momento di difendersi. Calcio d'angolo ancora. Ci andrà. Mamma mia, blocca Alex Meret su Çalhanoğlu. Alla fine rilancia Alex, finisce qui. Abbiamo fatto una rimonta pazzesca in 11 minuti, l'abbiamo ribaltata. Amuleto salve è tornato, l'abbiamo ribaltata 3-2, partita pazzesca contro il Galatasaray. Abbiamo avuto la forza di ribaltarla alla grande, ragazzi, veramente alla grande. E saliamo di 30 punti, 1507, significa momentaneamente divisione 2.